Terza corsa, un gentleman condizionata sul miglio, ritirato Cyrano RG, Bohemian Rhapsody, Caramello Alan, Coschivé, Cayman dei Greppi, Cedro Bro, Battiz in prima fila, Cadavez, Cometa La Torre, Con Andrei, Corali di Poggio in seconda, favori per Coschivé numero 3, Vincenzo Vitaliano in sediolo. Partiti, si avvantaggia Caramello Alan, ma all'esterno è veloce anche Battiz che prova a scendere alla corda, operazione che per il momento non riesce. Caramello Alan difende la posizione, insiste però al largo Battiz che in 150 metri passa a condurre ed è leader. 14,8 i 200, sposta subito Coschivé dalla terza posizione e va su Battiz quando siamo sulla retta delle scuderie. Attacco deciso di Coschivé a Battiz dopo 400 metri in 29,8. Battiz però replica. Battiz in vantaggio su Coschivé che deve adeguarsi all'esterno perché Battiz ha intenzione di correre al comando. 600 metri iniziali che se ne vanno in 45,2 con Battiz estremo outsider e Coschivé favorito che se ne stanno dando di santa ragione. Poi passa Coschivé dopo 800 metri però di spesa, 1 minuto, e in terza ruota cerca di risalire Con Andrei anticipato da Caramello Alan. Coschivé si mantiene in vantaggio al completamento del chilometro in 1,15,5. Viene via ora Con Andrei con decisione dalle retrovie. Con Andrei in breve si accosta a Coschivé quando siamo a 400 metri dall'arrivo, poi insiste nella sua progressione e lo sopravanza già a 350 dall'arrivo, ma si getta di galoppo. Numero 10 Con Andrei squalificato. E così Coschivé entra nettamente al comando in addirittura d'arrivo. Coschivé deve essere sostenuto, ovviamente richiesto per il finale di Cayman dei Greppi che ha energie più fresche da mettere in campo. Passa Cayman dei Greppi e vince nei confronti di Coschivé. A terzo posto finisce Caramello Alan. 1,16,7 il ragguaglio conclusivo, 32,3 a chiudere dopo un primo giro davvero molto sostenuto per la categoria. Alla fine vince Cayman dei Greppi con Giuseppe Leanza in sediolo per conto di Francesco Zedda e del signor Francesco Orsini. Andiamo a rivedere le battute conclusive. La vittoria per Cayman dei Greppi nei confronti di Coschivé, terzo posto per Caramello Alan.